Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera vi presento Stefano. Ciao Stefano. Ciao, ciao Adele, ciao a tutti. Stefano è un amico, un collega, un attore, regista che ha però un dono molto speciale. Stefano, diciamo, fa una lettura psicologica, ma adesso ci dirà lui in una maniera più profonda, trovando, diciamo, partendo dal nome della persona. E questa cosa, in un certo senso, costruisce come una geografia dell'anima, giusto Stefano? Giusto, giusto. Sì, sì. Per cui io passerei, data la curiosità, alla prima domanda che è: ma secondo te, Stefano, la geografia dell'anima, no? Questa geografia dell'anima di cui tu parli, che ruolo avrà nel mondo che verrà? Grazie Adele dell'invito e della domanda. Io credo che questa, questa direzione della geografia dell'anima avrà un ruolo estremamente importante in questo cammino della nuova epoca. A me mi rammenta la frase di Ermete Trimegisto, che tanti maestri hanno ripreso, del così in alto come in basso, della connessione multidimensionale, ma proprio anche fra il dentro e il fuori, fra maschile e femminile, fra destra e sinistra, emisfero destro e emisfero sinistro, come trovare una nuova unità alla frammentazione. E questo parallelismo proprio fra geografia dell'anima, geografia interna e geografia del mondo e territorio, come se ci fosse proprio un parallelo diretto e decisivo fra il dentro e il fuori. Infatti proprio anche a livello personale, tutto il percorso artistico e creativo proprio si sviluppa attraverso questo binario, in parallelo, ma poi queste strade si incrociano fra i misteri che troviamo dentro di noi e quelli proprio del territorio. Mi piace questa definizione delle mappe terra-astrali, cioè delle mappe fra terra e cielo, fra verde e azzurro. Infatti, anche giocosamente, ma mi definisco un esploratore, che non è solo dei mondi invisibili, magari di cui parlo meglio, anche della lettura del nome o degli studi sulla fisionomica, ma anche proprio nel mondo mi interessa scoprire i sentieri che non ci sono. Da tantissimi anni studio le tombe dei giganti in Sardegna. La Sardegna, io di origine sono toscana, sono di origine livornese, ma la Sardegna è la mia terra di elezione e mi ha guidato in tante scoperte, come mi avesse anche dato Chiamato, l'opportunità. Come chiamato, scusa? come se ti avesse chiamato. Sì, 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 proprio una chiamata, una chiamata. E lì è nato anche questo amore trasversale con le tombe dei giganti, con cui continuo a fare scoperte e a ricevere sorprese. Quindi credo che questa geografia dell'anima abbia un ruolo davvero importante anche per la formazione di quelli che oggi sono gli infanti, i bambini, i giovani, perché ci può dare un passo ulteriore da quelle forme di restrizione, di materialismo, di limiti che ci hanno passato proprio anche le accademie o gli istituti superiori di cultura, che abbiamo visto poi essere praticamente crollati con quella che è venuta che è stata chiamata pandemia, ma c'è stato proprio un crollo verticale. Hanno mostrato dei limiti oggettivi. Il vero volto. Sì, e quindi io sento che questa connessione, questa mappa terra astrale tra il dentro e il fuori sarà un liquor sacro, prezioso, proprio per le nuove generazioni.
Bene, ma allora scusami, se questo è uno strumento, no, per le nuove sì. generazioni, adesso come lo stai mettendo in atto? Cioè, quali sono le cose che ci puoi raccontare praticamente di una messa in pratica di questo strumento da attuare? Ecco, io spiego velocissimamente la genesi di questa cosa che anche a me è arrivata assolutamente come una sorpresa. E la genesi più di 20 anni fa a Bologna, dove ho vissuto per tanti anni, e in quel periodo, nei primi del 2000, stavo facendo questo percorso di formazione di radioestesia e fra i tanti partecipanti seguivo anche con una mia amica fraterna, Serena Tracchi, che durante una settimana, Serena, che viveva vicino a me a Bologna, fece 3 sogni in 3 giorni diversi, durante Mh, una settimana, e ogni sogno era la prosecuzione del sogno precedente. mamma mia. E in questi sogni gli vennero dettati i significati simbolici delle lettere dell'alfabeto e un principio matematico molto semplice per trovare quali erano i 4 punti cardinali, per nome si intende nome e cognome, in questo tessuto nominale delle persone, in questa sorta di mantra che noi ci portiamo. E ognuno di questi 4 punti aveva un significato simbolico preciso durante i sogni. Lei lo condivise e si scrisse tutto, lei ogni volta durante questi sogni, no? L'appuntò e lo volle condividere con me al di là dell'amicizia fraterna, perché mi disse: ma se lo racconto in giro mi prendono per pazzo, no? Già. Quindi, tu riesci a capire, no? Ci si capisce, però questa cosa era per tutte e due chiara, per lei che le era arrivata e per me che mi era stata donata, era un grande regalo, ma non si sapeva come usarla, cioè cosa vuol dire? Sembrava troppo generico. È rimasta nel cassetto per 15-16 anni circa. Poi io ero a un festival dove stavo facendo quelli che magari poi vi accenno, io sono 25 anni che faccio ritratti scritti, cioè che improvviso poesie sulle facce della gente, perché studio fisionomica e da quando sono nato mi viene naturale scrivere poesie improvvisandole, quindi su quello proprio mi vengono così. E quindi mi sono divertito per tanti anni nei festival che mi chiamavano per fare ritratti alle persone, no? Che poi o regalavo o vendevo e le trascrivevo sulle belle pergamene. Quindi stavo facendo questi ritratti e poi alla fine me lo chiedevano, mi chiedevano troppo stanco. È una persona che conoscevo, mi disse, vabbè, a te faccio la lettura del nome. Ma io avevo imparato a memoria queste cose, ma non sapevo come si facesse. Quindi gli feci questa cosa e al di là di come venne la prima e tutto, mi accorsi di una sorpresa incredibile, che io mettendo la penna e giocando con questa persona avevo accesso a dei gate inaspettati. Cioè, partendo da questi principi che erano un po' generici, mi si aprivano delle porte e dissi, ma è un caso? Ma cosa sta succedendo? Io non dissi niente a questa persona e poi ho fatto per un anno degli esperimenti con gli amici, come si fanno con le cavie, no? Certo. E ogni giorno mi arrivavano delle informazioni nuove, fino a che mi sono accorto che è come avessero donato questo metodo, io non so nemmeno come chiamarlo, perché e ora sono 3 anni circa che li fo in grandissima quantità, che mi chiedono da tutta Italia, ma anche fuori Italia, perché vengono fuori delle informazioni incredibili sulle persone, come leggere una carta del cielo, ma poi c'è una parte che arrivano consigli pratici per il quotidiano. Caspita, Quindi, sembra quindi quasi una canalizzazione. eh, eh, È sì, difficile, eh? E mi difficile fa venire descrivere. in mente la Mm. storia di Vadim Zeland che parla proprio del sogno dell'anziano, del vecchio, che gli spiega il transurfing, parlando di quello che è successo alla tua amica più o meno. Quindi io credo in queste cose, quindi cioè Anch'io anche io assolutamente. canalizzo delle cose, quindi voglio dire, con me sfondi una porta aperta. Sì, sì, io fatico un po' a chiamarla così o evito per evitare anche, come dire, interferenze, no? Subito freni o giudizi di chi lo riceve. Però sì, diciamo che in qualche modo vengo aiutato, ecco, chiamiamola così.
senza sforzo, però mi si aprono delle porte e vedo che io tra l'altro di questa cosa a tutt'oggi non faccio nemmeno pubblicità, ma si diffonde, no? Da in bocca in bocca, e quindi ne faccio tantissime, ma mi accorgo del valore che hanno proprio per le persone, perché arrivano degli strumenti davvero preziosissimi. Credo che si capisca, non è perché la faccio io, non è che lo sento come un merito, no? No, È è un arrivata. canale, sei solo un canale, perché poi Esatto. alla fine, cioè, se non fosse così, se ci fosse in mezzo un ego, non funzionerebbe. Quindi sì, io su questo ormai ho fatto talmente tanto lavoro da 30 anni su di me, su questa parte egoica, che non è questo il punto. Ecco, non è questo il punto. Di questo sono sicuro, sì. Ma io quello che dico, allora, sempre per il mio canale di Nuova Pedagogia, dove per esempio la spiritualità ha un posto di eccellenza, la Nuova Pedagogia per esempio non esisterebbe senza il contributo della psicosintesi educativa di Roberto Assaggioli. Quindi parlare di queste cose per me è come un po' è un po' un ABC, cioè non si può fare a meno di spiritualità quando si parla di Nuova Pedagogia. Però a questo punto così mi viene la curiosità che mi viene sempre quando incontro persone divergenti come te, caro collega. Ma da bambino, com'era Stefano? Guarda, da bambino Stefano era un bambino estremamente sensibile, estremamente. Credo a 4 anni io stavo giornate, avevo un piccolo giardino, abitavo con i genitori e i nonni nella periferia di Livorno, avevo un giardino con un orto e passavo mezze giornate a guardare animali, formiche, ragni, o guardavo gli animali o giocavo col pallone, ecco, e quindi facevo queste due cose. Poi ho avuto, diciamo, dei genitori, ho avuto la fortuna di avere dei genitori estremamente amorevoli, delle davvero brave persone, però Una fortuna o te li sei scelti? no, è che tutto ci scegliamo, tutto. Però mi sono scelto il pacchetto intero, con questo grande vantaggio che fossero amorevoli, ma anche chiaramente con i loro temi da risolvere. Gente nata negli anni 30, che quindi ha avuto grandi problemi da risolvere sulla sopravvivenza. E non è che ci fosse così tanta opportunità di lavorare su di sé. Quindi 2 genitori però estremamente, fra virgolette, impauriti, no? Con mia madre che era un'ansiogena quasi patologica, io figlio unico, quindi mi sono preso tutto il pacchetto. E se dovessi fare una sintesi era, io ho giocato poi anche da più grande, ma diciamo ero bravo a giocare a calcio, no? Poi non l'ho fatto da professionista, ma l'ho fatto per tanto tempo. Però mia madre, con le sue paure, cosa mi diceva come dettame da quando io ho memoria? Non sudare. E c'era un tema, io come potevo andare a fare gol senza sudare, perché c'avevo questo dettame materno. E il padre, che era ripeto, una persona veramente bravissima, uno che ha fatto la quinta elementare, ma aveva una grande cultura, però anche lui per i suoi temi mi diceva fai piano. E io che avevo Piano e non sudare. questa necessità di avere energia, forza, di esplorare, ero tutto compresso, no? Certo. E poi ero, come dire, anche un bravo bambino, quindi non avevo quella forza di protesta o di esplosione, fino a che praticamente a 16-17 anni ho rischiato proprio la schizofrenia, perché tenendo Certo, tutto la dentro. dissonanza cognitiva fra quello che volevano loro e quello che volevi te. E quindi sono andato In in tilt. dissonanza, proprio in tilt, e cosa mi ha salvato? Il teatro mi ha salvato la vita. Ma per caso, diciamo, perché io non ho mai pensato fino al giorno prima, per caso fra virgolette naturalmente, no? Quel caso di cui noi sappiamo Noi che non sappiamo, nasce, sì. eccetera, non nasce dalla mente lineare. Attraverso la scuola così feci una specie di spettacolo con la scuola dove interpretavo un pirata, no? Facendo quel pirata sul palco, io tiravo fuori un'energia che io non avevo il coraggio di tirarla fuori e potevo sudare, urlare e non fare piano.
E cosa mi accorsi? Che il pirata lo poteva fare e Stefano Filippi non gli riusciva. E quindi dissi: "Ma questa però intanto io posso, come sono lì sopra, io posso far cosa voglio". E quindi il palco era il luogo dove io mi allenavo a poter essere me stesso, no, e dove e quindi da lì ho detto: "No, ma io da qui non ci esco più, perché se io esco da qui e vado di là, io sono oppresso", no? Quindi è stata quasi una terapia per te fare Una teatro. una terapia, una terapia. Infatti anche per me dopo a tutt'oggi il teatro è legato al piacere, al divertimento. Infatti non sono mai riuscito a fare teatro di prosa, l'ho fatto solo per una stagione con le compagnie, grandi compagnie ufficiali, e io m'annoiavo tantissimo. Senza nessun giudizio, senza nessun giudi gente molto brava, ma la recitazione a me mi annoia in un modo terribile. Io bisogna che mi diverta, che infatti poi ho fatto la scuola di commedia dell'arte, di mimo, di clown, poi ho fatto tutto il percorso, sono diventato un danzatore, no, di contemporanea, contact, perché il corpo, no, il corpo mi ha sempre guidato e per me lì c'è la salvezza, m'ha salvato Beh, la vita. infatti voglio dire, il calcio era il tuo modo di muovere il corpo, poi hai trovato l'altro strumento che, vabbè, ne parli con me, il teatro, perché è il motivo della mia vita, quindi proprio no, è interessantissima questa cosa che dici, perché io ho esperienza, io ho fatto Il Piccolo Principe in una scuola media di Roma e ho fatto le audizioni fra i bambini che volevano partecipare e ha vinto, fra virgolette, il ruolo del protagonista un bambino. Ho fatto lo spettacolo con questi bambini, lui ha recitato. Alla fine dello spettacolo è venuto un professore con la bocca spalancata, non me lo posso mai scordare, mi ha detto: "Signora, mi dica come ha fatto". Ma a fare cosa? No, noi questo bambino non l'abbiamo mai sentito parlare. Con lei ha recitato un intero, cioè lui era il protagonista, è la prima volta che sentiamo la sua voce. Allora io adesso come psicologa dico: "Ma fatevi 2 domande, ma fatevi 2 domande, ma non è che io ho fatto un miracolo, l'ho fatto semplicemente sentire a suo agio in una cosa che gli piaceva". Il teatro, posso dirlo, è uno il teatro ovviamente evolutivo, non quello di intrattenimento di cui parlavi tu, in cui la gente si annoia, ma il teatro come strumento spirituale salva le persone. Io posso testimoniarla questa cosa. Posso testimoniarla. E Sì, guarda, vogliamo che grazie tu Adele. porti i tuoi spettacoli, perché noi avremmo dovuto fare un festival in Sardegna che si chiamava Le Terteniadi. Ovviamente il festival era nel 2020, l'anno che non si poteva viaggiare, non potevamo fare gli assembramenti. Diciamo però abbiamo seminato la forma pensiero. Il mio augurio è che tu porti i tuoi meravigliosi spettacoli, che sono per esempio, sbaglio o hai fatto Dante Alighieri? Sì, ho fatto degli studi particolari sia su Dante che su Leonardo, e già da un bel po' di tempo insieme a spettacoli di compagnia o di teatro danza, eccetera, ma amo molto fare questi spettacoli di nuova narrazione, dove intanto i tipi di ricerche non sono ricerche accademiche, ma sono ricerche trasversali su questi personaggi. E soprattutto la cosa che a cui tengo di più è unire profondità e leggerezza, parlare di queste anime, dell'uomo Dante, dell'uomo Leonardo, e che anche i bambini delle elementari, anche i ragazzi delle medie possono Comprendono. rimanere incantati a seguire una storia, perché Sì. deve parlare a tutti, senza che diventi una banalizzazione. Questa è la scommessa a cui tengo tantissimo. Sì. Che bello. Guarda Stefano, il mio augurio è che potremo, non domani, ma da subito, creare una rete di teatranti dell'anima, che avendo questo obiettivo di portare avanti un teatro evolutivo che non serve per l'intrattenimento, ma che vada alla radice del senso del teatro, cioè quello di espandere la coscienza sia di chi lo fa che di chi guarda. Quindi il mio augurio è soltanto che insomma continueremo a tessere insieme
con te, con altre persone, proprio una rete di teatro evolutivo. Questo è il mio augurio insomma, per salutarci alla fine di questo incontro. C'è ancora qualche messaggio che ci vuoi dare agli spettatori rispetto a quello che insomma tu proponi? No, guarda Dele, io ti ringrazio intanto di questa cosa straordinaria, non solo che io ti conosco, so il tuo valore e noi sappiamo anche della nostra convergenza animica profonda, no? Che ci intendiamo senza anche bisogno di parlare. Però questa cosa ci tengo tantissimo, proprio tantissimo, e alla collaborazione con te, ma aprire queste brecce e creare nuovi circuiti. Bravo. E volevo chiudere dicendo un altro sogno e desiderio mio, che io credo che anche insieme possiamo fare dei bei pezzi. E io l'ho chiamato questo progetto 20+1, che è riferito a tutta una mappa animica, ma all'idea di creare 20 come le regioni d'Italia, no? Di creare una nuova carta geografica italiana partendo dall'anima. Ma che bello! E quindi creare dei nuovi percorsi sacri e quindi una nuova carta d'Italia le nuove mappe terrastrali. E se sei d'accordo ne facciamo dei pezzi insieme. Ma sicuramente, ma è bellissimo. Ah, Stefano, guarda, io siamo ormai nel 2023 e io ogni anno ho un mantra. Il mantra del 2023 è una parola: teatro. Ma è nel senso di usare il teatro per la transizione. E quindi quello che tu stai dicendo è assolutamente in linea con il mantra di quest'anno. Non potevo sentire una proposta più bella. Ti ringrazio dal profondo del cuore. Grazie a te Adele. Allora, presto vederci, manca poco, ci vedremo in Sardegna, diciamo, in Sardegna. Domani, praticamente Sì. quasi domani. E ringrazio anche i nostri follower che sono sempre così affettuosi, affezionati e seguono le nostre tematiche di nuova pedagogia, per cui ti ringrazio e ti saluto Stefano. A presto, rivederci. Ciao, e saluto anche voi. Alla prossima chiacchierata di nuova pedagogia. Ciao, ciao a tutti.